Ben ritrovati dalla redazione. Crollo di Rosazzo, un buco nel muro per aprire un accesso ai locali della banca, poi l'assalto alla cassaforte. Nella notte, attorno a mezzanotte e mezza, è scattato l'allarme della banca Credit Agricole Friuladria di Crollo di Rosazzo. I malviventi, dopo essere entrati in un negozio vicino all'istituto di credito, hanno appunto fatto un buco nella parete e sono così riusciti ad accedere direttamente al locale dove è custodita la cassaforte. L'hanno quindi aperta e ripulita, ancora da stimare l'ammanco e l'entità dei danni. Sul posto è subito sopraggiunto il personale dell'Istituto di Vigilanza Corpo Vigili Notturni, con le indagini dei carabinieri di Palmanova. Ancora passeur ucraini lungo la rotta balcanica. La squadra volante della questura di Gorizia ha arrestato un 25enne responsabile di aver favorito l'ingresso illegale in Italia di 4 cittadini siriani, tra i quali un minore e una donna in gravidanza. L'episodio è avvenuto in via degli Scogli a Gorizia nella notte tra il 10 e l'11 ottobre scorso. L'ucraino si trovava alla guida di un'autovettura di grossa cilindrata. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere. La richiesta del pubblico ministero è giunta al termine dell'esame del consulente tecnico nominato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'azienda sanitaria Giacomo Bartelloni nell'ambito di un processo per omicidio colposo in ordine all'infortunio nel quale il 2 marzo del 2017 aveva perso la vita il quarantenne di origine bosniaca Sinisa Brankovic. L'uomo supervisore dell'impresa specializzata BL SRL era precipitato da un'altezza di 17 metri e mezzo dal sottotetto della capannetta numero 2 in fase di ultimazione all'interno dell'edificio 42 nel cantiere navale. Martedì in aula, davanti al giudice monocratico Caterina Caputo, il PM ha chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste per 4 dei 3 imputati. Si tratta di Giuseppe Ampollini, presidente della CDA della Carlo Giavazzi SPA, appaltatrice dei lavori; Mauro Talomona, datore di lavoro designato dalla stessa Giavazzi SPA, nonché del preposto alla sicurezza dell'impresa Francesco D'Urso e del direttore dello stabilimento navale Roberto Olivari. Quella dell'erba dello stadio Nereo Rocco di Trieste sembra ormai una storia infinita, con le zolle che non ne vogliono sapere di star ben ancorate al terreno. Le condizioni del campo sono di nuovo pessime e se non dovessero nettamente migliorare entro un mese, il prossimo passaggio potrebbe prevedere una benedizione. Ironia ovviamente a parte, va riconosciuto che tutto ha remato contro la natura, in primis temperature elevatissime, piogge molto abbondanti non hanno infatti facilitato l'assestamento del nuovo manto erboso. La Triestina a sue spese ha sottoposto una zolla dei test per capirne il grado di salute e non sono stati trovati funghi, insetti o malattie. Si è deciso però di procedere ugualmente con una cura da cavallo. Nei giorni scorsi sul campo sono state sparse 7 tonnellate di zeolite utile a indurire terreno e zolle e si è proceduto con la semina di 500 kg di semi per infittire l'attuale cotico erboso. Così ha spiegato Giovanni Castelli, l'agronomo più quotato d'Italia per quanto riguarda i campi da calcio, consulente della Lega Calcio e del Comune di Trieste. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi.